La casa era semplice ma comoda. 2 camere per piano, grandi, un po' basse, coi pianciti e i soffitti di legno, imbiancate con la calce. La stanza a sinistra dell'ingresso era adibita a molti usi, con un letto alto e duro, uno scrittoio, un armadio ampio di noce. La cucina era, come in tutte le case ancora patriarcali, l'ambiente più abitato, più tiepido di vita e di intimità. C'era un camino, ma anche un focolare centrale, segnato da 4 liste di pietra. Del resto tutto era semplice e antico, nella cucina abbastanza grande, alta, bene illuminata da una finestra che dava sull'orto e da uno sportello mobile sull'uscio del cortile. Dalla finestra, munita d'inferriata, come tutte le altre del piano terreno, si vedeva il verde dell'orto e fra questo verde il grigio e l'azzurro dei monti. Nuoro è chiamata scherzosamente dai giovani artisti sardi l'Atene della Sardegna. Infatti, relativamente, è il paese più colto e battagliero dell'isola. Abbiamo artisti e poeti, scrittori ed eruditi, giovani forti e gentili, taluni dei quali fanno onore alla Sardegna e sono avviati anche verso una relativa celebrità. Ma interessa lo sfondo delle montagne, specialmente quelle di Oliena, che al tramonto assumono un'apparenza fantastica, cambiando inverosimilmente colore come le montagne di un bellissimo scenario. L'interno del paese è di una primitività più che medioevale, strade strette ma lastricate, casupole di granito con scalette esterne, cortiletti e pergolati. Le casupole di pietra, nido o covo di un popolo intelligente e frugale che lavora e vive tutto l'anno di pane d'orzo. Dormivano, le povere casette arrampicate come 2 file di pecore su per la china erbosa, all'ombra della chiesetta, con il suo esile campanile, riparato a sua volta sotto il ciglione, pareva il pastore appoggiato al suo vincastro. Giacinto era ad Oliena. Il villaggio bianco, sotto i monti azzurri e chiari, come fatti di marmo ed aria, ardeva come una cava di calce. Ma ogni tanto una marea di vento lo rinfrescava e i noci e i peschi negli orti mormoravano tra il fruscio dell'acqua e degli uccelli. Giacinto guardava le donne che andavano a messa, composte, rigide, coi visi quadrati, pallidi nella cornice dei capelli lucenti come raso nero, i malleoli nudi di cerbiatta, le belle scarpette fiorite. Sedute sul pavimento della chiesa, coi corsetti rossi, quasi del tutto coperte dai fazzoletti ricamati, davano l'idea di un campo di fiori. Oliena è uno dei villaggi più caratteristici del Nuorese. Che sia un villaggio antico, di qualche importanza dell'Evo Medio, oltre le menzioni che ne fa la storia sarda, lo attesta la tradizione popolare. E quasi tutte le vecchie case del villaggio riportano col pensiero, per la loro forma e fabbricazione, per la loro stessa fisionomia, ad un'epoca molto lontana dalla nostra.
San Francesco compare in alto, sulle rocce, disegnato sul cielo turchino. Sembra un piccolo forte, con le sue casupole, le cumbissias, i camini, i portoni, tutto bianco e rosso, sulla serenità del cielo e del paesaggio. Ed ecco il cono verde e bianco del monte di Galte, solcato da ombre e da strisce di sole, e ai suoi piedi il paese, che pare composto dei soli ruderi dell'antica città romana. Orlei, nido di gente bella, forte e selvatica, dedita alla pastorizia e alla coltivazione del grano e del miele. I pascoli verdi, intersecati da rocce, in primavera folti di asfodelo e fragranti di menta e di timo, e i campi di frumento che raggiungono e circondano il piccolo gruppo delle casette costruite in pietra schistosa, lucente come argento brunito. Fin dall'alba Maria accese il forno. Preparò la farina lievitata, le mandorle, la sapa, il miele. Poi venne Sabina e tutte insieme, le due cugine e zia Luisa, gramolavano la pasta inginocchiate per terra, intorno a una tavola bassa. Non occorrono meno di 4 donne per fare il pane d'orzo. Una in forma, 2 dopo aver diviso la pasta, gramolandola un poco in tante porzioni rotonde che vengono infarinate e poste in larghi canestri, la schiacciano, una passandola all'altra, tutta a forza di dita, su larghe pale senza manico fatte apposta. Viene dato a questo strano pane la forma giusta della pala. È sottilissimo. Cotto si gonfia tutto e se è giustamente fermentato deve sdoppiarsi in 2 parti, una leggermente più fina dell'altra. A misura che viene estratto dal forno, la quarta delle donne lo pulisce bene con una spazzola o con una piccola scopa, dalla farina di cui viene ogni tanto spalmato perché non si attacchi alle pale o al forno. Poi lo divide col coltello, di scopercata, e così di un pane ne forma 2 fogli detti pizzos. Dopo che è cotto, tutto quanto viene nuovamente rimesso al forno e viene abbrustolito. Ancora caldi i fogli, a 2,
vengono ripiegati su se stessi perché possano facilmente entrare nelle bisacce dei contadini e dei pastori. Tutto il grano accumulato viene ridotto in pane e in minestra, una specie di minestra detta filindeu. Pare un grosso velo e il suo nome forse significa filo di Dio. Quando il cacio diventava tutta una pasta elastica e giallognola, lo estraeva, lo metteva entro un piatto concavo, gli dava, lisciandolo con le mani bagnate, la forma di una grossa pera e lo gettava nell'acqua. Poi ne cominciava subito un altro. In ogni casa si fanno sascasadinas, schiacciate di pasta, dentellate, con gli orli rivoltati e contenenti del formaggio fresco impastato con sale e zafferano. Famosissima è poi saranzada, sacufittura, composta di fili di buccia d'arancio o di limone e di mandorle, sempre cucinate col miele. I pastori accesero un gran fuoco e arrostirono un porchetto, raccontando storie piacevoli. Poi venne un amico da una tanca limitrofa, portò una zucca di vino di Oliena e cantarono e risero, parlando di banditi e di donne. Andò lei stessa a scegliere un bel cestino entro il quale mettere i piatti con le vivande. Scelse un bel cestino di asfodelo, dorato, ornato di nastrini, che serviva per mandare presenti alle nozze. Saltò a cavallo e Chichiedda gli aprì il portone. Ma quando fu nella via si avvide di aver dimenticato la leppa, grosso coltello che i pastori nuoresi portano infilato alla cintura entro una rozza guaina di cuoio. Lo sposo è tenuto a regalare alla donna, un po' prima delle nozze, sordonos, che per lo più consistono in anelli, 2 bottoni d'oro per la camicia, 24 bottoni d'argento, sabuto nera o filigrana, a filigrana e con catenelle per le maniche del corsetto, la croce o la medaglia d'oro per il rosario. Apparteneva ancora alla prima moglie quel letto, e così pure la cassa, che ella sfiorò con la mano curvandosi a esaminarne la serratura senza la minima idea di tentare di aprirla. Le piaceva solo esaminarne i fiori, gli uccelli, i pesci, il cuore e la luna incisi sul legno scuro lucidato dal tempo. Le donne filano, cuciscono e lavorano anche all'uncinetto certi merletti grossolani
dei quali avvolgono il dappiere, la parte inferiore dei loro alti e durissimi letti di legno. Il fazzoletto è una cosa che conta assai nell'esistenza delle donne di Oliena. Sui capelli attorcigliati, in una conciatura che ricorda le pettinature del Trecento, le olianesi mettono una cuffia lunga di cartone foderato di stoffa, la cui forma dà risalto ai vividi ricami. Il fazzoletto è grandissimo, per lo più nero, frangiato e ricamato da una parte sola. Questi paesaggi d'autore sono dedicati a quel viaggiatore che è disposto a rimanere toccato dalla bellezza della natura, dai sapori della cucina, dai luoghi della tradizione e dal carattere di un popolo fiero, per conoscerlo e capirne l'unicità sino in fondo. Buon viaggio a quanti si apprestano a scoprire cosa c'è al di là del mare.